Abbiamo qui il man of the match, Roberto Bellomo. Ciao Roberto, complimenti per la partita. Tutti, grazie. Com'è andata? È andata secondo me male, perché abbiamo giocato non da fortitudo, la fortitudo che ho visto in questo inizio di campionato. Abbiamo fatto fatica, purtroppo approcciare queste partite non è mai facile, i ragazzi sono giovani e peccano tanto di inesperienza in moltissime situazioni. Oggi mi sono dovuto caricare la squadra sulle spalle, non è una cosa che mi piace fare, cioè nel senso, preferisco sempre quando la squadra viaggia, quando la squadra va da sola, io devo solo gestire e fare il metronomo, anche perché mi sto facendo vecchio, mi stanco, giocare a sti ritmi tutto il tempo mi stanco. Un 96 dice si fa vecchio, esatto. Ma perché è 10 anni che gioco, poi fra l'altro il mio gioco è molto dispendioso, effettivamente sì, ho le caviglie che iniziano a scricchiolare. Giocando nella partita all'Ayup finale con Cecap, finalmente dopo che ne abbiamo provati due all'inizio della partita, che ha pensato che fosse un tiro all'inizio, mi ha detto, io ho detto perché non hai saltato, e pensavo fosse un tiro, e poi l'altro gli è scappato, finalmente l'ultimo ce l'ha fatto a fare, sì. Quindi a Fortitudo quest'anno si candida comunque tra quelle che dovranno andare ai playoff in un buon sì, secondo me abbiamo una buona squadra, abbiamo una squadra profonda, abbiamo una squadra molto quadrata, e ovviamente sono ragazzi giovani, però col fatto che siamo giovani abbiamo sia tanta inesperienza, ma abbiamo anche tanti margini di miglioramento. È una squadra in crescita, è una squadra che ha voglia di lavorare, ha voglia di fare, vedo entusiasmo, vedo una bella amalgama di gruppo, e questa è la cosa più importante. Benissimo, grazie Roberto, grazie a voi. Alla prossima.